La marca è nata nel 68, quindi ha la bellezza di 55 anni, se non vado errato nella matematica. Il primo periodo è stato un periodo in cui l'attività principale della marca era quella di fare da stoccaggio per le cantine per poi fare il magazzinaggio del vino per affrontare e gestire il mercato. All'inizio eravamo circa, mi sembra, 14-15 cantine sociali, dopodiché tra fusioni, altre realtà che sono uscite e quant'altro, eravamo rimasti dopo poco più di 10, ora siamo in 8 e questa realtà è una realtà che è di completa proprietà delle cantine sociali. E adesso è storia, insomma, recente, da quando è nata la DOC Prosecco, che abbiamo fatto, diciamo, l'esploit nel mondo del vino nazionale come gruppo. Rappresentiamo il secondo gruppo nazionale con un fatturato di oltre 600 milioni di euro, quindi una realtà, diciamo, di tutto rispetto. La marca è una realtà in cui tutto quanto il prodotto è prodotto conferito dai soci e l'acquisto viene fatto tutto quanto in zona, non abbiamo, diciamo, acquisti da altre regioni o da altri stati, come potrebbe essere un male. Noi lo riteniamo che sia un punto di forza perché diamo anche, diciamo, distribuiamo un valore, diciamo, anche sul territorio. Dobbiamo dire che con la grande distribuzione abbiamo un punto di equilibrio, riusciamo a dialogare, siamo tenuti in considerazione, essendo grandi, oltre alla quantità e quindi i loro fabbisogni, riusciamo a dare anche dei servizi e questo non è di poco conto e loro sanno che se hanno bisogno anche di più possono contare, non è che devono avere diversi interlocutori, essere grandi paga e molto. Allora, noi esportiamo l'85%, quindi sono numeri molto alti. Siccome la nostra cooperativa non ha lo scopo di lucro, il nostro obiettivo non è quello di far profitti propri, il tutto viene distribuito. Questo ci permette anche di investire molte risorse nel tenere alta la qualità, diciamo, del prodotto e quindi avere una affidabilità nei confronti dei nostri clienti. Il mondo del Prosecco è un mondo che è un tesoro che va tenuto il più a lungo possibile, possibilmente non farlo morire mai.